Oggi a volte rinunciamo alle relazioni umane perché l'animale si fa correre meno rischi, o forse la vita mi ha talmente umiliato e ferito che non ho più il coraggio di mettermi in gioco. Una società portata sempre più spesso a preferire gli animali alle persone è la riflessione che Don Mauro, da 2012 parroco a Cessalto, ha voluto condividere con i suoi parrocchiani. Un pensiero nato proprio confrontandosi con giovani coppie, neogenitori e fidanzati prossimi al matrimonio. Oggi c'è un fallimento di relazione nella coppia, un fallimento di relazione tra noi persone, per cui piuttosto di rischiare, permettetemi il termine, di prendere delle delusioni, delle piccole fregature con l'animale domestico, non ho questi fastidi. Una considerazione che ha portato prima le coppie e poi lo stesso Don Mauro a notare come questa tendenza si rifletta anche tra le corsie dei supermercati. Vedi quando vai in un supermercato che nella corsia centrale del supermercato hai tutta una serie di articoli per Prodotti per animali in evidenza, spiega Don Mauro, mentre ciò che serve alla cura dei bambini finisce tra gli scaffali più nascosti. Se non nascono bambini, l'Italia, l'Europa, non abbiamo un futuro. Un bambino che io oggi educo, quando io sarò morto, il bambino continuerà ad amare con l'amore che io gli ho trasmesso. Bisogna portare rispetto per gli animali, aggiunge il sacerdote, ma bisogna ritrovare un contatto con la natura nel modo corretto. Un anziano che soffre la solitudine, l'animale ti toglie dalla solitudine, quindi c'è anche una terapia fatta con gli animali, però la terapia funziona se attorno a queste persone c'è un affetto familiare. È un sistema, conclude, da rivedere a partire dai supermercati. Speriamo che anche i nostri centri commerciali ci aiutino a mettere al centro le attenzioni alla persona e poi viene tutto il resto.